Il coronavirus non ha fermato il pennello con la colla di Franco Grespan ed è forse il segnale più bello e soprattutto chiaro che il processo di Ponte Dante non è cancellato. Da quanti anni è che sta preparando la vecchia? 53? Sì, perché una abbiamo fatta per il film di Abbattantuomo, che si andai a farlo a Casier. Inoltre mezzo secolo solo per la guerra del Golfo nel 91 lo spettacolo sul Sile non si è tenuto, ma in questo 2020 la volontà è ben diversa. E purtroppo invece dovevamo farla il giorno di San Giuseppe, 19 di marzo, e invece ciò a Salta. Però a tutti voi altri buona gente che ne seguì, che ne vuoi ben, avete pazienza, perché vedrete che abbiamo parlato anche col sindaco Conte che è caro di farla sta manifestazione come qui a di cari mascherati, che la gente possa anche stare tranquilla e divertirsi, e ora portiamo più avanti. Che vuol dire comunque dopo Pasqua, con buona pace di chi sperava nel primo giovedì di aprile. Ma Grespan va oltre, ricordando che anche Treviso un tempo festeggiava il Redentore. Mi ricordo che a mia parrocchia, Santa Maria Maddalena, faceva la festa del Redentore in piazza San Francesco tanti anni fa, e veniva tanta gente, ma con un spettacolo diverso che era cori, orchestre, un tocco di commedia, e faceva una roba bella. Dopo ciò vanti te trovi difficoltà e devo incartarla, insomma, ecco. Ecco perché per quest'anno Bisesto, il presidente del gruppo folcloristico, lancia l'idea di rinominare la Veccia da metà Quaresima a Veccia del Redentore. Quindi un messaggio di positività, insomma, il fatto che la vecchia non viene cancellata. No, avevamo avuto assicurazione che portiamo più avanti. Qua bella stagione, forse anche il Redentore. Mi raccomando, dato che domani è la festa della donna, guarda, abbiamo un bel fior per tutte le nostre donne, le nostre tose, che sono brave e che portano avanti le nostre tradizioni trevigiane. Avanti sempre, mi raccomando.